Corsa di chiusura dal Savio, cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri in 10 al via. Denalda OP, Dolce Indal, Dewey Joe, Dismajet, Dottor Frank Very Nice, Daikiri DC in prima fila, Demetra Gas, Diana Trio, Davide, Dinox in seconda. Favori netti per Daikiri DC in chiusura. Roberto Vecchione, numero 6, macchina che accelera e in partenza c'è la velocità di Dismajet che prova a superare Dewey Joe. Dewey Joe però rientra all'avversario, la costringe ad accodarsi in seconda posizione. Numero 10, Dinox. Intanto la squalifica per Dinox. Dewey Joe ha dovuto spendere parecchio, 14,3 per i primi 200, ma è al comando. Dismajet in seconda posizione. Poi vediamo Dolce Indal, mentre non tarda a progredire Daikiri DC, che dalle posizioni di centrogruppo progredisce all'esterno. Subisce però l'anticipo e così va in seconda pariglia. Anche Demetra Gas ha spostato al largo. Corsa piuttosto veloce fin qui, comunque 33 i primi 400 di gara e 600 che se ne vanno in 47,6 con una secca decelerazione in curva, ma ne approfittano i cavalli all'esterno, in particolare Davide, che ora va a dare un severo attacco a Dewey Joe. Dewey Joe costretto ad accelerare nuovamente sotto la pressione di Davide, che costringe a un 14,6 davanti alle tribune Dewey Joe. Davide in seconda posizione, poi c'è Daikiri DC in posizione di sparo anche di Dismajet, che tanto il chilometro in 1,17,2, squalifica per Dottor Frank's Very Nice. Siamo a 500 dalla conclusione, con in vantaggio sempre Dewey Joe. Davide in seconda posizione, poi c'è Daikiri DC che cerca di progredire in mezzo alla pista, è seguito da Denalda OP. Lo scatto di Daikiri DC anticipato da Davide, ma Daikiri DC viene con estrema decisione. Dewey Joe affronta al comando la retta d'arrivo. Daikiri DC si porta veloce al suo attacco. Nel finale Daikiri DC va ad impegnare Dewey Joe, che si difende con coraggio sul traguardo. Dewey Joe vince ancora nei confronti di Daikiri DC e Davide al terzo posto. 1:15,1 il ragguaglio conclusivo, se l'è guadagnata tutta Dewey Joe. Mattia Ricci in sediolo, che in partenza respinge Dismajet sul percorso Davide, e in chiusura anche l'estremo assalto di Daikiri DC, che arriva a un'incollatura, mentre al terzo chiude Davide. Vince Dewey Joe. Mattia Ricci in salchi e al training per conto della scuderia Limitless. È tutto per questo convegno di corse dal Savio di Cesena. L'appuntamento è per domani sera alle ore 21.